Prego. Non abuserò del tempo di tutti quelli che sono qui, perché nonostante tutto il tempo è poco e c'è parecchio da fare. Il mio nome lo dico dopo. Io sono un corpo di donna, un vecchio corpo di donna usato, in rottamazione. Lo getto qui, come si gettano adesso i corpi, un po' a caso, nella politica. E lo si fa con troppa disinvoltura. E allora anch'io getto il mio. Però il corpo che io butto qua è un corpo difettato, bacato, sfigato. E lo faccio senza complimenti e senza pudore. I disabili sono così. Sono carne viva di ciò che tutti subiscono nella politica. Il mio corpo per me è una pratica politica quotidiana di non abilità, di non efficienza, di difficoltà motoria, di mancanza di controllo, di padronanza e di espressione. Immaginate come i plastici di Bruno Vespa. Voi li guardate, il plastico sono io naturalmente, voi li guardate e avete la scala simbolica di quello che la società vive ora. Soggetta all'estro di chi passa, senza la padronanza di sé, di parlare, di scrivere bene, di avere due lati dello stesso corpo uguali, inetta a codici di comportamento medi accettabili, tentata di dipendere da altri, tentata di sfogare la rabbia per la sfortuna che capita, appesa alle decisioni degli altri, suscettibile di tagli, soggetta al rispetto altrui che non è sempre scontato, impotente, ingombrante, imbarazzante, irrilevante, e ti fanno firmare liberatorie per intervenire su di te senza dirti con che esito, come a Torino. Vuoi crepare o ci autorizzi a sperimentare? Firma o va a farti un giro? Succede così con certe malattie. Li liberi dalla responsabilità, neanche quella. Per me la politica è corpo di ogni giorno, un libro di storia da usare. Il mio corpo è di sinistra, ma se il mio corpo fosse nel PD, la mattina, prima di alzarmi, dovrei vedere che cosa decide il mio male per me e sperare che dia le dimissioni. Sarei ancora a letto, con le maniche rimboccate, con la pazienza finita, ma a letto. In rifondazione rifiuterei i farmaci per non contaminarmi e lamentarmi che nessuno mi capisce, che io vorrei correre e saltare, che il mondo è crudele, ma non camminerei. Ma volete mettere la consolazione di non accettare compromessi? L'Italia dei Valori mi proteggono così tanto da me stessa, si preoccupano per me, che io possa inciampare e sbagliare, avere dubbi, contraddizioni, e sono troppo perfetti per me. Cosa cerco qui? Chi cerco qui? Che cosa pretendo? Che intenzioni recondite ho? Dignità vado cercando, nuova politica, la speranza che il disabile diventi corpo politico, laboratorio di pratica politica, e per principio seguo tutto ma non l'handicap, perché i disabili non sono una lobby che chiede, non sono una lobby che chiede. Noi non siamo buoni, come certi dicono, sono così umani, si impara così tanto da loro. No, non è così, noi siamo cattivissimi e peggio, siamo i vostri specchi. Se ci usate, voi vedete voi stessi da fuori di voi stessi. È terribile, eh? E se ci ascoltate saprete come facciamo a alzarci la mattina,
senza lamentarci, senza aspettare, senza pazienza, con costanza, con fierezza, con dolore, con rigore, zoppicando, ma senza aspettare qualcuno che si alzi al posto nostro, che ti chieda cosa vuoi o ti conceda spazi. E soprattutto raccogliendo le forze, unite, 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 unite. Una buona volta. E il primo passo bisogna farlo, se no non ci si muove più, io ve lo posso dire. E l'ultima cosa, questo era per avvertirvi che per essere disabili come si deve ci vuole un fisico bestiale.